hanno sentito una forte esplosione. Tutto qua. E stamattina siamo venuti a vedere perché siamo stati avvisati del danno e abbiamo verificato. Eccolo il danno, la bocca da fuoco del cannone del monumento agli artiglieri della Grande Guerra di Nervesa della Battaglia boato nella notte. È quello che diversi cittadini hanno sentito, 2 colpi per la precisione, un primo e un secondo molto più forte. E proprio quest'ultimo potrebbe aver causato il danno al monumento in bronzo. A terra, a pochi passi, l'estremità saltata nel botto, un monumento danneggiato evidentemente con materiale esplosivo. Può essere un atto di vandalismo, come potrebbe essere successo qualcosa di più grave, ma non sappiamo. Non era mai successo niente finora e questo è un fatto che ci scuote un po' tutti. I carabinieri hanno raggiunto il posto, stanno facendo accertamenti, la denuncia presentata dal commissario De Palma verrà formalizzata nelle prossime ore. L'indignazione è palpabile, un monumento simbolo del sacrificio, del coraggio degli artiglieri italiani violato così nella notte.